presentato al Congresso distrettuale alle Ciminiere di Catania il Libro bianco delle infrastrutture in Sicilia, voluto dal governatore del distretto Rotary Sicilia Malta, Alfio Di Costa. A cura di Franco Vitellaro, la pubblicazione vuole rappresentare lo stato attuale delle infrastrutture dei trasporti nell'isola, le grandi opere stradali, portuali, aeroportuali, ferroviarie rimaste incomplete, quelle progettate da realizzare con i rispettivi importi necessari. Uno spazio è stato dedicato al dissesto idrogeologico, al monitoraggio dei porti esistenti, al rischio crolli, ai possibili benefici anche ambientali del ponte sullo stretto. Questo libro sarà consegnato alle autorità di governo regionale e nazionale per meglio sensibilizzare e attenzionare al fine della migliore e più immediata risoluzione del problema che da sempre affligge la nostra Sicilia. Franco è stato il delegato per il libro bianco delle infrastrutture. Il libro bianco sulle infrastrutture non era mai stato fatto, è stato fatto, abbiamo fatto una fotografia del tutto ciò che si deve fare, tutto ciò che naturalmente è ancora da completare, e questo spero che naturalmente questo nostro contributo possa essere recepito anche con i prossimi PNRR. Molti non sanno che il PNRR è il Piano Nazionale Risorse e Resilienza, e 110 miliardi sono stati dati all'Italia perché purtroppo ci sono le regioni del sud. E quindi noi insieme, io l'ho detto a tutte le istituzioni, dobbiamo fare in modo che noi siciliani non veniamo scippati e che vengano realizzate quelle infrastrutture che noi magari nel nostro libro bianco abbiamo messo. Grazie Franco. Io devo ringraziare tutte le commissioni che mi hanno aiutato, solo coordinato questo lavoro. Grazie Franco.